Solo nel finale l'Akragas vince facile contro un tonico e combattivo Kalat, riuscendo a rifilare una cinquina di reti. La gara si sblocca al 33esimo per merito di Tripoli, abile a sfruttare al volo un cross di Marchica. Da sottolineare che la compagine calatina ha dovuto giocare in inferiorità numerica per ben 50 minuti in seguito all'espulsione di Giarratana per atterramento in area di Tripoli. Il conseguente penalty di Jama va fuori. Nel secondo tempo, al 52esimo, la compagine di casa riesce a pareggiare con Cannarozzo, ben appostato in area di rigore biancazzurra. La gara si accende e 2 minuti dopo Jama segna il vantaggio a Caragantino su calcio di punizione direttamente. Generosa reazione del Calat che al 75esimo pareggia nuovamente con Messina su punizione diretta. Il nuovo entrato Gambino poi segna una doppietta in meno di 4 minuti, quindi la rete finale di Ten Lopez che chiude la gara. Domenica prossima l'Agragas ritorna in casa e contro il Serra di Falco, la capolista Gargallo Priolo, e invece ha sconfitto per 5-0 la Sommatinese. Ed ora le interviste di fine gara con i protagonisti biancazzurri. Essere partita folle, rigore sbagliato, rimonte, poi di nuovo Akragas in vantaggio, poi alla fine finisce 5-2. Ecco, che segnale ha dato l'Akragas oggi? Che cosa... Allora, posso solo dire che siamo partiti bene. Abbiamo trovato il gol dell'1-0, poi purtroppo abbiamo sbagliato quel calcio di rigore, ci siamo rilassati un pochettino, però la voglia che hanno messo oggi fino al 95esimo è quella che serve per fare grandi cose. Ecco, è un reparto attaccanti importante, alla fine hai rischiato anche Ten Lopez, ma Gambino l'ha praticamente spaccata. Certo, vabbè, ma noi sappiamo chi ci abbiamo, quindi c'è chi gioca prima, c'è chi gioca dopo. L'importante è che chi entra come oggi, cioè pronti per fare gol. Qual è stata la difficoltà più grande oggi, al di là del fatto che poi l'atteggiamento degli avversari danno sempre il massimo contro l'Akragas? Ma guarda, ti posso dire la grinta che ci mettono sempre, però torno a ripetere, se noi controbattiamo sempre con la stessa grinta che abbiamo messo oggi, penso che non ci sia nessun tipo di problema. Ma sensazioni sono positive, eravamo partiti bene, poi con due ingenuità, due errori di reparto, la partita è andata in parità, anche a fronte di un vantaggio dettato dalla inferiorità numerica dell'avversario. Poi però nel rush finale della seconda parte del secondo tempo penso che non abbiamo assolutamente demeritato e il risultato ampiamente a nostro vantaggio ritengo sia meritato. Ecco. Abbiamo sofferto per qualche tratto, ma non tanto per la pressione dell'avversario quanto più che altro per la nostra difficoltà in un certo momento di fare circolare la palla rapidamente. Poi ci hanno pensato lì davanti i nostri attaccanti a mettere tutto a posto. Ma penso che abbiano fatto il loro in modo determinante. Natale ha fatto una partita giudiziosa in mezzo al campo, Francesco Vitelli non si è risparmiato davanti, però devono mettere minuti sulle gambe e penso che possiamo andare lontano. Ecco. Gambino, match winner, il miglior in campo. Gambino è questo. Lo abbiamo preso proprio perché ne riconosciamo le sue qualità di bomber, soprattutto sul gioco aereo, e così è stato. Insomma, ha rimesso le cose in ordine, sfruttando due palle che costituiscono il suo repertorio tradizionale. Presidente, anche questa volta possiamo dire che non te la sei passata liscia in tribuna, hai sofferto. Hai sofferto. Io così a fine campionato mi verrà l'imbarazzo. Sì, no, una partita sofferta, loro hanno veramente giocato. Sul 2-2 ci hanno messo quasi in difficoltà, poi abbiamo sbloccato la partita, diciamo, ha fatto due magie e poi finalmente il nostro Peppe Gambino l'ha messa dentro per 2 volte e poi la conclusione di Lopez, abbiamo chiuso un 5-2 straordinario in un terreno, devo dire, difficile, abbiamo vinto e stiamo continuando, diciamo, il nostro percorso. Ecco, che sapore ha questa vittoria? Importantissima. I due nuovi insesti si sono fatti vedere, hanno dato tantissimo, Gatto a centrocampo
ha fatto una prestazione esagerata, così come Vitelli. Siamo contenti, siamo contenti. Arriveranno altri innesti? Basta, io penso che la squadra ormai è quadrata, ed è fortissima, ha una struttura di squadra, onestamente. Poi vabbè, abbiamo un antagonista che sta continuando a vincere, però come struttura secondo me noi siamo di una categoria superiore.